Centro anch'io, centro anch'io. Bentrovati, questa è la terza e ultima puntata dedicata al Duomo Nuovo. La facciata del Duomo Nuovo è in pietra bianca di Botticino, come tutto il resto dell'edificio, ed è in ordine gigante. Infatti le colonne non sono a misura d'uomo, ma di gigante. Sopra il portale maggiore c'è un busto che ritrae il cardinale Angelo Maria Querini. Questi era un grande uomo di cultura del Settecento che viaggiò molto in Europa ed ebbe scambi di lettere addirittura col filosofo francese Voltaire e con Federico II di Prussia. Fu lui, grazie alla sua passione per i libri, a fondare la Biblioteca Queriniana. In alto invece possiamo vedere lo stemma di Brescia, la leonessa rampante. Originariamente era lo stemma della famiglia Maggi che governò Brescia nel 200. Tuttavia è diventato il simbolo della città grazie alle 10 giornate contro gli austriaci del Risorgimento e al poeta Carducci che la chiamò Leonessa d'Italia. Anche a voi capita di essere pieni come un uovo, che le pieds come un œuf. Quindi? Prontissimi con la nostra Alessandra. Guardate che bariste così carine non sono frequenti a Brescia. Le pieds come un œuf. Sono piena come un uovo. È pieno come un uovo. Vuol dire che ho mangiato troppo? Ti capita, Ale? Sì, un sacco di volte, guarda. Ma smettila che sei lì che sei uno stecchetto. Lo stecchetto perché sono sempre a dieta. Ale, chi vogliamo salutare? Salutiamo la mamma e tutti quelli che vengono qua in Piazza Duomo a bere il caffè. Cade male perché io il dialetto non lo so. Però dovrebbe essere bello patatone. È pieno come un uovo, dovrebbe essere quando è bello Cicciottello. cicciottello. Signora, le pieds come un œuf. Non è il suo caso, neanche magari qualcuno che lei conosce. Le pieds come un œuf. È uno che o ha mangiato moltissimo, per cui la pancia straripa, o niente, io direi principalmente quello, o ha qualche problema, però non entriamo nei particolari. Stiamo sulla tavola così, grazie. Sulla tavola, arrivederci. Vuol dire che è pieno, diciamo, che è pieno come un œuf, sul senso che l'uovo è pieno, completo, e una è piena, completa. Insomma. Piena di che? L'œuf, come dice? Piena di che cosa? Giga le pieds come un œuf? Pieno di chi? Di soldi? Pieno di rogne? Pieno di problemi? È pieno di problemi, pieno di storie, poi sono pieno di tante cose, diciamo, per dire sosso, pieno come un œuf. Anche dopo aver mangiato magari. Anche dopo aver mangiato, esatto, soprattutto anche dopo aver mangiato. Oppure di essere stufa come siamo. Allora, detto bresciano, nulla di personale, però non tu, le pieds come un œuf. Quel signore lì, che sta per tutto, ha mangiato talmente tanto che non sa più dove metterlo. Pes del neuf. A te capita di essere pieds come un œuf? Ieri sera, presumo oggi pomeriggio, presumo domani che è domenica e via via andando, senza problemi. E a Gottolengo che si dice di questa cosa? A Gottolengo gli dice che Menec è sempre bella, è messo Menec. Questo che è il più grande, il più piccolo? Piccolino? Il più piccolino, mannaggia, quanti anni ha? 12. 14 anni. Che fai di bello? Studio, lavoro. Le pieds come un œuf, che vuol dire? È pieno come un uovo. Chi? Il figlio. Sì, E perché sei pieno come un uovo? perché mangio troppo. Quanto costa sto qua di cibo? Tantissimo. Ma moderati, eh. Anche lei mangia tanto, Senti, Anna, le pieds come un œuf. Ecco, è pieno come un uovo. Chi? Non so, qualcuno che ha mangiato tanto. Eh sì, lui potrebbe essere. Sempre, la salute. Le pieds come un œuf. È pieno come un uovo. Quando si dice questo detto popolare? Quando uno mangia tanto. A lei capita? Qualche volta. Si vede. Sia moderato però, Sì. Le pieds come un œuf. È pieno come un uovo. Davvero questo signore ha mangiato tanto, in modo esagerato. Ma allargando un po' il significato potremmo anche intendere di una persona che ha tutto e più di tutto. Grazie per essere stati con noi, vi do appuntamento alla prossima puntata. Ciao!